Amici bellini! Non lo so, sono emozionato perché ho risolto un dubbio mio esistenziale, quello delle liste, i 25, i vivai, eccetera, eccetera, e volevo chiarire nel frattempo che aspettiamo notizie su Veiga. Ma può venire Veiga? O se ne deve uscire un Zerbin? Può venire? Deve rimanere Colisaco? Insomma, cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Pasquale Messina e tutti i nuovi iscritti, grazie, e qualcuno magari si trova qua, arriva sul canale perché ovviamente magari è curioso di capire questa regola. Lasciate un like se questo video poi vi ritorna utile, perché me l'hanno chiesto in tanti e non volevo dire stupidaggini e quindi me lo sono andato a studiare. Mi sono proprio svegliato, cioè io mi sono svegliato sperando in notizie su Veiga, onestamente. Non ce ne sono ancora di novità. Il ragazzo si fa tutte le foto con il Celta Vigo, eccetera, eccetera. Continuano a uscire cose contrastanti. Oggi Alvino ha detto più no che sì, per esempio, però tutto può cambiare nel mercato, quindi non dicono niente, nessuno dice niente. E mentre escono notizie, offerta del chi era, il Lipsia mi pare per Elmas, De Laurentiis ha detto di no, però Elmas pare che non voglia rinnovare, così offerta dell'Arabia per Guanges. Ma si può fare tutto ciò? Non si può fare. Allora noi andiamo almeno a risolvere questa cosa, quindi questo video potrebbe rimanere senza tempo perché ad oggi, alla stagione 2023-2024, queste sono le regole, che poi potrebbero cambiare, però nel frattempo che non cambiano questo video resta senza tempo. Quindi con vari ambrabam tattici considerevoli andiamo a vedere come lo porta la Serie A, quindi proprio la Lega Serie A, come ci porta la lista del Napoli. Ovviamente tutte le altre squadre, tutti i tifosi delle altre squadre possono fare i loro controlli. Andiamo a vedere. Allora, questo è il Napoli, ok? C'è la rosa completa e la rosa dei 25. Ora, per sfizio, no? Quando vedi la rosa completa, per esempio, mi fa anche un po' sorridere. Questa è la Lega Serie A, no? Non c'è un sito più ufficiale di questo. C'è Contini con la maglia della Sampdoria. Credo che, non lo so se è il Napoli che debba fare le foto ufficiali e mandargliele. Insomma, queste sono foto aggiornate di alcuni, ma Contini è con la maglia della Sampdoria. Cominciamo da questo. Non c'è foto di Nathan. Cominciamo da quest'altro. Tutti gli altri tutto a posto con la maglia nuova. Non c'è foto di Cajuste, non c'è foto di Colisaco, non c'è foto di Lorenzo Russo. E poi ci sono gli attaccanti. Fa ridere anche che Gaetano sia listato attaccante qui come Zerbin, mentre Kvara è listato centrocampista, una cosa che non ha alcun senso. Insomma, questa lista è una lista di 29 giocatori, ma la rosa non deve essere di 25. Andiamo a capire bene. Qua abbiamo gli over 22, che sappiamo da regolamento possono essere massimo 17. Questa è la regola, questo è il primo numero che dovete tenere presente, perché poi con gli 8 che devono essere del vivaio, un po' vivaio del Napoli, un po' vivaio italiano in generale, si deve completare la lista dei 25. Vediamo Gollini, Ostigard, eccetera, eccetera. Vediamo Zedadka, ricordatevi questo nome perché ci tornerà utile. C'è Zielinski, anche qui è molto importante ricordarcelo, eccetera, eccetera. Non c'è Kvara. Non c'è Kvara e non c'è Nathan perché sono under 22, quindi in questa lista non devono manco essere inseriti. Poi abbiamo i 4 formati in Italia: Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, e poi abbiamo gli over 22 formati nel club, che sono Contini, Zanoli, Gaetano e Zerbi. Staff tecnico, allenatore, vice allenatore, non c'è manco scritto. Complimenti per la completezza. Insomma, vabbè, non andiamo nel dettaglio. Chi mi risolve il dubbio di come si formano queste liste? Fantacalcio.it. Andiamo a vedere bene, sfruttando anche i potenti mezzi dei miei grafici di We Like. Vedete, mi metto in poltrona, sono bello comodo, sono molto più comodo, è tutto bellissimo. Ringrazio anche chi ha apprezzato, insomma, la lavagnetta tattica fatta dal mio amico Stefano. Insomma, saprete novità, vi tengo aggiornati. La rosa dei 25, la situazione attuale. Ora, importante una precisazione:
attenzione, questa è un articolo, insomma è un post del 12 luglio di quest'anno, di conseguenza qualcosa già è cambiato, perché se noi andiamo a vedere, per quanto riguarda il Napoli, che è proprio questa prima fascia, vedete c'è ancora Ambrosino, c'è Cioffi, tra gli under, c'è Contini, Zerbin, Costa, che in questo momento non è da considerare, e poi sotto abbiamo ancora Foronuscio, che invece è andato via, e poi abbiamo questi 3 posti del vivaio liberi. Allora che cosa succede? Quello che dobbiamo sottolineare, che è la cosa più importante, è questa qua. Prima di tutto che Zielinski è un calciatore formato in Italia, quindi potrebbe rientrare nei 4 che sono vivaio italiano, tra virgolette. Ecco perché alcuni giocatori sono più importanti di altri, perché ti risolvono alcuni slot e quindi poi sei libero di andare nei 17 in diverso modo. Questa è la cosa più importante, che nessuno dice, e quindi se gli addetti ai lavori si vedono questo video, arrubatevi questa considerazione, questa notizia vera e propria, perché facciamo cronaca. È da ricordare che non c'è nemmeno l'obbligo di occupare tutti e 8 i posti dedicati ai giocatori del vivaio, si possono lasciare posti vuoti che non possono essere sostituiti però con giocatori non facenti parte di questa categoria. Che cosa vuol dire? Andiamo a capire la situazione del Napoli velocemente con un Amrabat super tattico e anche un po' analogico, perché me li sono scritti così proprio di mio pugno appena. Vedete bene, allora di questi, dei 17 che il Napoli ha in questo momento, che sono quelli là che possono essere giocatori di qualsiasi età e di qualsiasi nazionalità, il Napoli in questo momento ha un posto vuoto, vedete al numero 17, e ha uno Zielinski che non deve essere listato per forza in quel del vivaio italiano, però lo puoi spostare nel caso in cui tu vendessi un altro del vivaio italiano, uno tra Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano. Difficile che possa avvenire, però per esempio un Politano potrebbe uscire e tu puoi spostare uno Zielinski nel vivaio degli italiani e resti poi con 2 posti vuoti dove puoi mettere giocatori di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età. Questa è la situazione attuale. Di conseguenza il Napoli può ancora effettuare un acquisto libero che mette in questa lista, e in teoria se vende Zedatka, che non è più un under 22 perché è dell'anno 2000, fatemi controllare perché non voglio dire stupidaggini, io ci tengo moltissimo a non dirvi stupidaggini, esatto, Zedatka è del 9 giugno del 2000, quindi ecco perché l'anno scorso, e questa cosa mi ha sempre mandato ai matti, il Napoli comincia con la lista da 25 e poi durante il campionato si aggiunge Zedatka perché l'anno scorso era da considerare ancora un under 22, quindi per gli under 22 non c'è problema, te li puoi aggiungere durante la stagione senza nessun problema di lista. Ecco perché ogni tanto, se hai problemi degli infortuni, tu puoi prenderti i giocatori della primavera e li puoi convocare e li puoi mettere in panchina. Quindi il Napoli si è trovato nel finale di stagione con una rosa da 26, ma può essere anche da 29, come la porta il sito della Serie A in questo momento, aggiungendo un Idasiak, quindi un Napoli con 4 portieri per esempio. Di conseguenza qual è la situazione per i giovani nostri? Abbiamo Contini, Zanoli, Gaetano, Zerbin. E allora io mi chiedo, se il Napoli si deve vendere Zerbin perché stiamo dicendo per esempio serve qualcuno di più performante per esempio lì, e qualcuno mi chiede, ed è un'ottima domanda, ma Zerbin non te lo devi mantenere per la questione dei vivai? Allora io dico ok, se levi Zerbin devi metterci Idasiak, che è cresciuto comunque nel Napoli, lo vedete? E invece no, perché la regola che ci spiega Fantacalcio.it, e dovrebbe essere la regola effettiva, è che tu puoi lasciarlo vuoto quel posto. Dici, qual è il problema di lasciarlo vuoto? È che non puoi sostituirlo con un nuovo calciatore. Per esempio, faccio un nome, Lindstrom non lo puoi mettere nei 4 che sono cresciuti da te o nei 4 che sono cresciuti in Italia. Però il Napoli ha un posto vuoto, quindi se oggi viene Lindstrom lo può mettere tranquillamente come 17esimo e anche conservarsi Zedatka in questa lista che vedete qui, che è precisissima. Quindi il Napoli può tranquillamente vendere Zerbin, può vendere anche Gaetano, può vendere anche Zanoli, non devono rientrare i vari dati e così, può lasciare tranquillamente
i posti vuoti e abbiamo ancora un posto vuoto per un calciatore qualsiasi, e se togliamo anche Zedatka ne puoi prendere ancora un altro. Veiga, il discorso di Veiga, benissimo, Veiga è in questo momento un under 22, quindi è un giocatore che non conta in questa lista. Come vedete nella lista degli under 22 c'è Idasiak che te lo puoi portare, non c'è problema, c'è Colisaco, Russo che te lo puoi portare, Kvara, Nathan fanno parte di questa lista qua, quindi non devono essere nemmeno scritti, e anche Veiga può rientrare in questa lista. Quindi vedete quelli là che sono gli italiani, vedete quelli là che sono i napoletani e vedete gli altri under 22 che non fanno parte, che non occupano slot dei 17. La regola è dei 17, non è dei 25, è questo che mi mandava un pochino in confusione, e spero di avervi risolto anche un dubbio. Quindi al momento il Napoli è tranquillissimo con queste liste, non deve fare, non ci sono delle effettive restrizioni. Questo è un modo per la Serie A per tenere alta la considerazione dei vivai, far costringere le squadre a far giocare i giovani o a tenerli in rosa. Assolutamente no, se non ce li hai puoi fare tranquillamente a meno, la rosa generale è un pochino più limitata, però non sei costretto da queste cose qua. Quindi penso di aver fatto chiarezza, soprattutto con me stesso, perché non ero convinto di come funzionassero queste cose, e spero di avervi risolto un problema. Se vi ho tolto un dubbio, il like è di gradimento e di soddisfazione, con iscrizione al canale, perché ovviamente è tutto gratuito, mentre aspettiamo nuove notizie serie, però serie, su Veiga, che come vedete può arrivare senza problemi. Come vedete si può vendere Politano e puoi spostare Zielinski e puoi prendere Lindstrom, tutto questo noi quando facciamo delle fantasie, quella squadra che vorrei, no? Senza considerare ingaggi, plusvalenze, ammortamenti, questa è un'altra di quelle cose che in pochi prendono in considerazione, ma le squadre ce l'hanno ben presente. Per esempio quando tu prendi un Nathan, anche il fatto che sia under 22, che quindi non ti occupa nessuno nella lista, penso che abbia un peso. In questo momento il Napoli c'ha un posto libero, però magari non si è voluto occupare, un posto libero, perché può capitare l'occasione, può capitare il momento in cui devi affondare un colpo per superare la concorrenza e hai il posto libero per farlo. Quindi soprattutto anche perché il campionato è già iniziato, tu devi consegnare la lista delle rose, è ancora tutto fluido perché il calciomercato è aperto, però il Napoli tiene presente tutto questo e adesso teniamo presente anche noi. Io vi saluto perché devo aspettare, sicuramente adesso che esce questo video usciranno notizie più precise su Veiga, usciranno altre notizie su questa offerta di Elmas, su questa cosa di Juan Jesus. Io credo che il Napoli, insisto, non so se sarà Veiga, ma qualcosa sarà fatto, perché lo vedete da questa lista, c'è ancora un po' di incompletezza, perché ci sono giocatori che si vanno bene per le liste, ma poi sul campo servirebbe qualcosa di più importante. Da New York, Azzurro Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio per il supporto perché siete straordinari, e credo che oggi possiamo anche, credo che se si muove un paio, 2-3 iscritti così, possiamo anche festeggiare i 18.000, 18. Mai, tutto delle sciare di una vita che